Antonello Calvaruso, sono il direttore di AIF Academy, past president di AIF. Io credo che più che lavorare sulla ricerca di nuove competenze per i formatori, dovremmo ritornare al concetto di che ruolo il formatore deve svolgere in una società che richiede un forte apprendimento, che sia un apprendimento finalizzato allo sviluppo del benessere individuale e diffuso, in una società che invece tende a isolare le persone e a mortificarne la possibilità di benessere. Quindi formatore che non ha contenuti, che piuttosto che continuare a riempire le persone di informazioni, svuoti le menti dalle informazioni, e quindi io dico che il formatore di oggi deve essere uno svuotatore, non deve essere più un riempitore. Soprattutto la parte intrigante è stimolare nel formatore la possibilità di, attraverso l'uso del silenzio, stimolare la persona a intervenire e a mettersi in gioco. Oggi c'è bisogno di questo, non c'è bisogno di tracciare delle strade, ma di dare delle possibilità di ricerca di strade alternative. È un po' un discorso che si può fondare sulla utopia e quindi sul rendere l'utopia un percorso di possibilità tra infinite possibilità. Perché AIF? Perché AIF è la patria della formazione, ma non della formazione intesa di persone esperte nel generare forma, ma di persone esperte nell'accompagnare la persona ad apprendere. Cosa io non te lo so dire, ma ad apprendere un qualcosa che sia utile per il proprio percorso di vita e per il percorso di vita della comunità di appartenenza, che può essere la comunità in senso globale, con tutte le problematiche che stiamo vivendo in questo momento particolare di crisi di sistema. E quindi c'è bisogno di un meta-apprendimento che in qualche modo ci faccia percepire che c'è la possibilità di creare un qualcosa di diverso dal sistema dominante che attualmente è in uso. Perché noi siamo sottoposti per la prima volta a nuove forme di dominio che sono soprattutto determinate dalle tecnologie, per le quali ignoriamo la modalità di confronto. Mentre prima io avevo la possibilità di convincere uno sportellista di una banca a darmi 100 euro in più in un prelievo, questa cosa mi è negata con un bancomat, perché se il limite del prelievo è 500 euro e io per questioni di vita o di morte ne devo spendere 600, non ho possibilità di negoziare con l'algoritmo. Questo è il problema serio dell'umanità in questo momento, è che si sono ridotti gli spazi di negoziazione, perché si è isolato l'individuo rispetto ai meccanismi dominanti della tecnologia. Questo è un punto. L'altro punto che direi fondamentale in AIF è quello di far parte di una comunità che comunque può condividere dei linguaggi, delle strumentazioni e delle metodologie che possono servire per accelerare i processi di apprendimento collettivo di una comunità. È interessante questa metafora della cellula staminale. Il problema però serio, e sono certo che in questo convegno ne verrà fuori una strada tracciata, non è tanto intercettare la cellula staminale, ma far sì che la cellula staminale intercettata attecchisca il tessuto connettivo.